Un gioco di squadra per respingere l'ennesimo assalto da pirati, secondo il mondo dei produttori veneto, alla DOC più importante del mercato agroalimentare, il Prosecco. Crescite a due cifre di anno in anno per l'export fanno di questo vino, molto diverso dal dolce croato chiamato Prosek, il principe del mercato agroalimentare veneto. La risposta alla pubblicazione sulla Gazzetta Europea della domanda di protezione della Croazia deve essere veloce. Occorre in questa fase, al di là delle prese di posizione, anche molto concretamente produrre controdeduzioni all'Unione. I tempi sono ristretti perché sono 60 giorni e allora su questo è necessario che si crei un fronte comune forte, autorevole, che veda a capo certamente il Ministero dell'Agricoltura, la Regione Veneto, il Presidente Zaia e anche, a mio modo di vedere, tutti i consorzi e tutti quelli che sono i partner su questa, perché bisogna assolutamente arginare questa deriva. Immediata la risposta della Regione per voce dell'assessore all'agricoltura veneto Federico Caner. Stiamo già lavorando con i consorzi di tutela del Prosecco affinché, accanto al lavoro dell'Avvocatura regionale, si attivino per mettere in campo tutti gli strumenti per fare opposizione. Pronto a dare battaglia, insomma, il Veneto delle colline del Prosecco, patrimonio UNESCO, con 1500 ettari di vigneti vocati alla produzione di questo vino anche nel Vicentino, nell'area di Lonigo.